Bentornati. Innanzitutto adesso all'apertura un messaggio di solidarietà a tutti i cittadini e le organizzazioni che stanno manifestando contro l'attracco della nave saudita, stanno caricando di armi da portare in Arabia Saudita in guerra contro lo Yemen. Quindi la solidarietà da parte di ISDE Medici per l'Ambiente e da parte del comitato No 5G Sardegna. Allora, detto questo, vorrei dire che è molto significativo il fatto che i medici ISDE, i Medici per l'Ambiente, vengano riconvocati a distanza di poco tempo dal convegno, nel senso che è passata solo qualche settimana, dove noi ci siamo ritrovati qui a discutere di questa tecnologia e poi veniamo riconvocati perché l'interesse è notevolmente cresciuto e siamo in emergenza. Questa emergenza deve far riflettere non solo noi, ma deve far riflettere i sindaci dei nostri centri urbani e deve far riflettere ancor più chi si è candidato ad amministrare la città di Cagliari e le altre città, nel senso che ha il dovere morale, oltre che politico, di ricordarsi il principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che contempla il fatto che la salute ambientale e la salute delle collettività debbano essere rigorosamente al centro di ogni scelta politica e amministrativa. Quindi oggi più che mai, di fronte a questa aggressione della nuova tecnologia mai sperimentata in precedenza e che produce campi elettromagnetici proprio a frequenze esageratamente spropositate rispetto alle vecchie generazioni, i cui effetti non sono ancora ben studiati, benché gli scienziati abbiano molto da dire in merito alle ricadute proprio sulla salute delle popolazioni e dell'ambiente. Tutto questo in nome di che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo in nome del fatto che devono creare le cose intelligenti, quindi la macchina che si guiderà da sola, il frigorifero che darà ordini, ma darà ordine anche il pannolone del bambino, per cui anche quello comanderà e dirà e darà ordini, per cui alla fine, in nome di questa intelligenza delle cose, l'ultima a contare nello scenario generale e nella storia dell'umanità è proprio l'intelligenza dei singoli e l'intelligenza del genere umano. Quindi è su questa preoccupazione che noi oggi ci ritroviamo qui per riaprire il dibattito, per creare maggiore consapevolezza tutti insieme, per divulgare che cos'è questa mostruosità che ci stanno proponendo. Oggi interverremo come ISDE, quindi abbiamo il presidente Domenico Scano, che è già venuto, abbiamo l'avvocato Francesco Scifo, che è un grande esperto in materia di inquinamento ambientale e della cui collaborazione non potremo più fare a meno, quindi anticipiamo, e poi la sottoscritta interviene come medico ISDE, anzi mi hanno anche consigliato di fare la padrona di casa, visto che qui ormai siamo degli abitué. Diamo la parola subito al presidente e quindi Domenico.